però magari un appoggio lo chiediamo per vedere come risolvere questa cosa qua, cioè che si trovi una soluzione. Interloquire immediatamente col Ministero, col sottosegretario, proprio per cercare di sbloccare questo aspetto e capire quali sono magari gli elementi tecnici che si possono mettere in campo per liberare le risorse e riuscire, insomma, a dare ai dipendenti quello che gli spetta e soprattutto quello che gli può permettere magari in questi mesi prima di un potenziale rilancio di vivere nella normalità. Verificare la situazione del Comune di Venezia dal punto di vista della destinazione urbanistica dell'area nel complesso dei progetti, insomma, del Comune, dell'aeroporto e così via, e capire se effettivamente il destino dell'area può continuare in questa forma e quindi la prospettiva che può aprirsi o con la rilevazione dell'azienda da parte vostra o con un altro interlocutore debba rimanere qua oppure se debba spostarsi. È un'azienda che ha ancora un mercato, che è ancora concorrenziale, che ha tutte le caratteristiche perché possa proseguire la sua attività. Non solo se trova un altro imprenditore disponibile a venirci, ma anche dal punto di vista proprio di avvio operativo di una nuova impresa. Ecco, io penso che noi dobbiamo favorire questo e fare in modo che intervenga poi le istituzioni, regioni in modo particolare, per far sì che quei problemi che sono fondamentali perché questi lavoratori, queste professionalità, questa know-how rimangano assieme, e cioè veloce per quanto riguarda la cassa integrazione, 2, fare in maniera che questi lavoratori siano pagati perché sono mesi che adesso non prendono assolutamente niente, sistemare il rapporto con l'INPS, che l'INPS dice ha ragione da un lato, l'altro non è accettabile, no? Che siccome hanno 4 mesi di ferie non gli paga la cassa integrazione, questa cosa è assolutamente inaccettabile. Fatto questo si costruiscono quelle che sono, come dire, le basi perché questa azienda possa e deve andare avanti. Ecco, io penso che questo sia fondamentale e sia possibile davvero trovare una soluzione. Dopotutto loro sono i titolari e fanno quello che vogliono, è il modo in cui... Abbiamo dato 4 solleciti perché se tu fai castrazione a 0 ore non hai